Nuovo consiglio regionale, nuovi volti, soprattutto una linea giovane, Matteo Pressi, sindaco di Soave, nuovo consigliere regionale per la Lega, ovviamente scelto fra i giovani da Alberto Stefani. Sì, scelto dal partito ovviamente, io sono onorato di essere qui oggi a rappresentare la provincia di Verona, a rappresentare l'Est veronese, è un incarico che mi inorgoglisce molto, ma allo stesso tempo sento anche la responsabilità e poi, come ho detto anche poco fa da altri colleghi, io entro qui con l'approccio, la mentalità di un sindaco, quindi con la volontà di trovare soluzioni concrete, a volte anche creative, no? Noi sindaci dobbiamo certe volte risolvere... Fare finanza creativa a volte. E anche trovare soluzioni inaspettate, perché poi insomma le persone questo si aspettano da noi e io questo intendo continuare a fare, occuparmi di aspetti molto concreti legati alla vita delle persone, perché io credo che se i cittadini percepiscono e hanno la prova, e noi dovremmo dare la prova di questo, che effettivamente ci interessa che la qualità della loro vita migliori, che i servizi funzionino, insomma che ci interessa che la vita dei nostri cittadini vada bene, allora poi ci daranno anche ulteriore fiducia nelle urne. Possiamo azzardare Barbisane Pressi capogruppi? Vediamo, insomma, decidono i colleghi, sapete che il capogruppo lo indicano i consiglieri del gruppo e quindi vediamo i miei colleghi che cosa decideranno. Buon lavoro. Grazie, grazie mille.